non sono abituato a correre per arrivare secondo. Corriamo per la Regione del Veneto per arrivare primi. Flavio Tosi questa primavera era partito con convinzione e caparbietà. Rifaremmo esattamente tutto quello che abbiamo fatto. Ma non ha rimorsi. Tosi, con 262.297 voti, l'11,9%, manda in consiglio regionale 5 persone, 3 dalla lista Tosi, una da Il Veneto del Fare, un consigliere di Area Popolare. Per colui che vuole riformare tutto il centrodestra, l'obiettivo è stato raggiunto. Partenza per un percorso a livello nazionale. Dal nulla al 12%, la scalata alla politica nazionale può dirsi cominciata. Siamo riusciti in un'impresa che senza appunto simboli di partito, senza una struttura, in 2 mesi soltanto è un mezzo miracolo e quindi pone le basi per riuscire a costruire da qua un qualcosa di più grande a livello nazionale. Intanto si lavora per il Veneto, si porteranno avanti i punti del programma e senza fare opposizione ad oltranza. Una mano alla Lega di Zaia sembra essere già tesa. E valuteremo le proposte che arriveranno da chi governa la regione. Del resto, senza Lega non si va da nessuna parte e il Veneto che ha in mente Tosi è quello di una regione laboratorio per il nuovo centrodestra. Che sia possibile costruire un centrodestra senza la Lega? Evidentemente no, perché se tu vuoi competere con Matteo Renzi lo devi avere tutto il centrodestra. L'errore che è stato fatto anche da Salvini è stato quello di dire questo non lo voglio, quest'altro non lo voglio. Da capire cosa vorrà Luca Zaia.